Sulla Fornero non dico nulla, salvo il fatto che sono completamente d'accordo. Questi sono invasati, in senso che no, lo penso sul serio, io poi la Fornero la conosco di persona. Infatti a lei, in anni non sospetti, nel 93-94, mi ricordo benissimo che gli ho detto: tu pensi di essere un economista, tu non sei un economista, tu sei una sacerdotessa di una religione particolare che si chiama neoliberismo, e tu reciti le tue preghiere, dici le tue robe che non hanno nessun rapporto con la realtà. La cosa tragica è che è indubbio che lei ha privilegi personali, no? Sua figlia certo non fa la ciabattina in giro, no? Per cui è indubbio che ci hanno privilegi personali. È altrettanto indubbio che lei è fermamente convinta. Assolutamente. Ma quando dico che è invasata, penso veramente che è invasata. Cioè che il fatto, ma come Monti, sembrano un po', se ne sono serrati, ma somigliano un po' a quei dirigenti brezhneviani che negli anni 70 già si vedeva che non funzionava e continuavano a dire no, bisogna approfondire le cose. Non funzionava. E questi sono uguali. Questi perché loro hanno l'idea che il mercato purifica tutto e quindi il resto sono tutti danni collaterali. Sono danni collaterali. Da questo punto di vista vanno assolutamente, diciamo così, combattuti pesantemente, perché sono pericolosi. Sono gente, secondo me, priva di morale. Un democristiano ha un limite nella battaglia politica. A volte sono arrivati oltre, ma questi fanno i morti. Questi fanno i morti, perché è evidente che non è che non lo sanno che cazzo succede in giro, Questi fanno i morti, perché la considerano un effetto collaterale della necessità di... Quindi non dico niente sulla Fornero, penso che quella roba lì, e quella roba lì non c'entra nulla che abbiano una simpatia di centrodestra o centrosinistra. Quelli sono dei funzionari del capitale, cioè proprio nel senso bolscevico del termine, diciamo, no? A rovescio. Quelli sono dei funzionari della rivoluzione capitalistica per stroncare qualsiasi ostacolo al libero dispiegarsi della legge del profitto. Ma questo c'è in testa. Finisco sulla legge elettorale. Noi siamo per una legge elettorale proporzionale in cui la gente possa decidere chi manda in Parlamento, quindi con le preferenze. Se io potessi decidere, direi una legge elettorale senza quorum, o meglio col quorum quanto serve per eleggere un deputato, e poi il Parlamento discuterà e farà un governo, perché tutte le leggi fatte sulla governabilità alla fine producono un effetto solo, che le politiche sono decise prima a monte e da qualcun altro, e il Parlamento è come l'intendenza che segue e deve solo approvare. Secondo me il governo Monti è l'esito classico di questo, e il fatto che il Presidente della Repubblica continua a dire bisognerebbe continuare il governo Monti dopo, che ci sia questa forte spinta, o il fatto che in Grecia si ritrovino nei fatti che i governi cambiano, ma la linea politica è identica, la dice lunga sulla situazione. Qui la democrazia non è, qua non siamo al fascismo, non è il fascismo, è lo svuotamento della democrazia, per cui tu continui a schiacciare i tuoi bottoni, a votare tutte le robe, ma non succede nulla. Quindi io penso che se noi avessimo un sistema proporzionale puro, con la possibilità di mettere le preferenze, chi vuole essere eletto deve rispondere un po' al suo elettorato. Invece adesso chi viene eletto sostanzialmente non risponde per nulla, perché, come dire, è garantito dall'alto e minacciato dal basso, no? E invece noi dovremmo fare un sistema elettorale in cui effettivamente la popolazione, meglio le clientele democristiane, che non questa roba in cui vanno a Bruxelles, decidono una politica e vengono qua e te la applicano. Meglio qualche clientela che non il fatto che decide la banca centrale avanti, no? Quindi proporzionale e... I cristiani andavano a confessarsi al sabato, quindi no. Giusto. Questi pensano di non peccare,
questi pensano, non solo, pensano che ti aiutano a te a uscire dal peccato. In questo senso la battuta è corretta, diciamo. Quelli sapevano che si fregavano facendo qualche guaio. Invece questi pensano di essere nel giusto e di fare il tuo bene. Infatti la Fornero piange, quando ti segue la pensione, piange, perché ti sta facendo del male, ma lo fa per te. Questa è l'idea che ti passano, no? Questa idea che lo fanno per te, dice Gasperi. In questo senso sono veramente